organizzato nel contesto di Archivissima, che è un festival nazionale, arrivato ormai alla sua 8ª edizione, e dedicato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico in Italia. Anche quest'anno l'Archivio Comunale di Conegliano ha deciso di partecipare a questa manifestazione aderendo alla Notte degli Archivi, che è un format che prevede la realizzazione di eventi dal vivo nella città di Torino, che è la sede capofila di questo festival, e in tutti gli istituti aderenti sparsi in tutta Italia. Nei 2 anni precedenti l'Archivio Comunale ha partecipato condividendo contenuti digitali che invito tutti ad andare a scoprire o a riscoprire nel sito ufficiale di Archivissima. Partendo dalla documentazione d'archivio si sono approfonditi il tema delle passioni nell'edizione 2024 e il tema carnet di viaggi nell'edizione 2023. Quest'anno il tema scelto da Archivissima è dalla parte del futuro, e con questo titolo Archivissima vuole porre lo sguardo su futuri possibili, ovvero non solo quelli ancora da costruire, ma quelli inventati nel passato, per capire come quel futuro sia stato raccontato nel passato, come sia stato trasformato nel nostro presente e come è possibile poi concepirlo nel futuro. E concepire quindi gli archivi come scrigni e custodi di una memoria ed una visione collettiva di un futuro nel passato. Legandoci a questo concetto, l'Archivio ha deciso di ricordare i 170 anni che ricordano quest'anno dall'inaugurazione del tronco ferroviario Treviso-Pordenone e dal passaggio del primo treno per la città di Conegliano, avvenuta il 30 aprile del 1855. Oltre agli immediati vantaggi economici e commerciali che l'introduzione della ferrovia ha avuto per la città di Conegliano, la strada ferrata ha avuto un risvolto che i sostenitori dell'epoca non avrebbero mai pensato, previsto, che è quello dell'impatto urbanistico. Ringraziamo quindi questa sera il dottor Giovanni Tell, dirigente del settore Governo del Territorio del Comune di Conegliano, che questa sera ci illustrerà le opportunità di sviluppo offerte dal passaggio appunto della strada ferrata nella città di Conegliano tra passato e futuro. Per chi desidera, poi ci sarà la possibilità di visitare una piccola esposizione di documenti selezionati dalle archiviste per vedere come appunto attraverso i documenti è stato ricordato questo importante passaggio storico per la città di Conegliano. Lascio adesso per un saluto l'assessore e la dottoressa Cristina Sardi, e poi interverrà appunto il dottor Tell. Grazie. Buonasera a tutti, sono orgogliosa di intervenire a questo terzo anno di Archivissima, che ha visto già un grosso impegno del nostro archivio per proiettarsi non solo verso il futuro ma verso l'esterno, nel senso che i nostri uffici del comune che riguardano l'archivio sono veramente importanti, attivi e hanno un livello di conservazione e di documentazione e di apertura verso il pubblico molto di qualità elevata, ma mancava la possibilità per tutti di capire che cosa vuol dire avere un archivio storico comunale, e queste sono occasioni importanti per poterlo veicolare all'esterno. Vedo qui persone tutte, come si può dire, già versate nell'argomento, nel senso persone che utilizzano i nostri archivi, ma attraverso di voi, pubblico, spero che vi facciate carico di trasmettere questo amore per questi documenti anche all'esterno, verso i giovani, raccontando le storie. Alle archiviste ho sempre detto: raccontate delle storie, perché raccontando delle storie da carte magari
così, se vogliamo, aride, ma con tutto quello che c'è dietro queste carte, raccontando storie, si arriva alle emozioni delle persone e a conoscere la nostra città molto meglio. Ringrazio anche il dottor Tell che si è fatto parte diligente nel raccontare quello che sarà anche il futuro della nostra stazione, elemento importantissimo per la crescita della nostra città, perché vi ricordo solo che, per esempio, il Frecciarossa e l'Italo hanno una fermata in una città che è Conegliano e non è un capoluogo di provincia. Credo che sia uno dei pochi casi che c'è, adesso in tutta Italia non lo so, però sicuramente importante. Quindi Conegliano ha un punto focale e così importante per la sua crescita anche nel futuro, anche nella possibilità che famiglie di giovani, che ormai i giovani sono in tutto il mondo, hanno bisogno di avere la possibilità di muoversi in modo rapido e con le nuove reti dei treni lo possono fare, ma anche comodamente, perché la nostra è una città accogliente, una città che ha accolto la stazione nel 1855, io non lo sapevo, chiedo venia, questa mia ignoranza, ma che sicuramente avrà un grosso futuro. Grazie a tutti. E adesso tocca a me. Intanto un minuto per ringraziare tutti, vedo tanti volti amici e sono contento di rivedere tante persone che mi sono state vicine per vari motivi. Sono grato a questi due angeli custodi, a Silvia e a Maria Rita, perché veramente mi hanno accompagnato, mi hanno coinvolto, mi hanno accompagnato in questo percorso che non vuole essere una lezione ex cattedra, ma vuole essere una conversazione. E io, con molta modestia, anche un po' di paura, perché io mi occupo di conteggi, di numeri, di urbanistica, di metri cubi e cose brutte di questo genere, mi trovo un po' a disagio cambiando un po' la direzione, andando dalla parte di qua, e quindi sento di accompagnarvi con molta modestia in una passeggiata di questo paesaggio urbano che è cambiato, ed è cambiato anche molto velocemente. Il terzo ringraziamento devo fare a Vive TV, infatti adesso siamo in diretta streaming, per cui ecco, bisogna fare anche una bella figura, perché Conegliano, bella città, ancora più bella in quel 30 aprile 1855, che fu, come dire, una data che resterà nella memoria per la bellezza di questa città, per come ha accolto questo treno, ecco, merita l'attenzione e soprattutto la passione nel raccontare i fatti di una città. La strada ferrata ha opportunità di sviluppo. Ieri, oggi, domani, una vecchia trasmissione di un po' di anni fa, no? Noi che abbiamo cavalcato gli anni 60 e 70, eccetera. Volevo proporvi 5 righe di Italo Calvino, perché su questo ci ho pensato molto. Tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due. Quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri, e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati. Teniamole, perché più avanti, fra circa un 25 minuti, ci ritorneremo alla fine, alfa e omega, e vediamo in questo ponte cosa viene fuori. Ho organizzato questa nostra passeggiata, questo itinerario, con 4 stazioni, siamo in tema. Un 800 inquieto, un 900 di progresso e sviluppo, il futuro e contemporaneità, futuro, visioni ed evoluzioni, futuro, 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 è il tema di questa sera di Attivissimi. Avanti. L'800 inquieto, avanti. 1855, tutto viene cambiato,
la società, l'economia, la comunità. Io propongo 6 flash molto sintetici. Il rapido sviluppo delle ferrovie nel Lombardo-Veneto tra il 1935 e l'855, ricordiamo non c'è solamente questa parte del nord-est, ma c'era la Ferdinandea, Venezia-Milano, che era un asse fondamentale e al quale occorreva agganciarsi. L'impulso del Veneto veniva da eventi, dalle istituzioni, ma anche dalla stessa popolazione. Si voleva procedere e andare avanti, e Conegliano diventò un luogo di trasformazioni urbane e socio-economiche. Il mito del progresso, sviluppo o progresso? Forse leggendo Pasolini ci potrebbe anche saltare una differenza tra i due termini: lavoro, ricchezza e riscatto. L'aria della città rende liberi. Vecchio proverbio medievale dell'alto medioevo tedesco, che è ritornato sempre, passando per Marx, ma finendo anche nell'Ottocento con la rivoluzione industriale, dove inurbamento voleva dire affrancarsi dai vecchi vincoli, e quindi la città diventa protagonista. Ma Conegliano è stata protagonista anche per la linea alta, opposta alla linea bassa. Gli amministratori del tempo, come anche quelli di oggi, hanno fatto delle battaglie per capire, specie chi ha ricoperto incarichi che riguardano lavori pubblici e infrastrutture, ma dove passerà questa strada? Sopra, sotto, a fianco, dove? Ci fu una battaglia della strada ferrata Veneto-Illirica e fu vinta perché si collegarono i centri che erano già toccati dalla strada maestra Pontebana. Per cui immaginate una battaglia titanica tra amministratori. Tra l'altro c'era anche una via media, una bassa, una media e una alta. Vinse la Pedemontana passando per Conegliano, ma fu una battaglia veramente forte, dove un sindaco, Francesco Concini, fece veramente un memorabile passaggio politico, credo anche diplomatico, con gli austriaci, per poter avere finalmente ragione, tanto che nella successiva slide vediamo un passaggio di una carta storica dove c'è il percorso fino a Udine, che altrimenti sarebbe stata tagliata fuori. Altro che sviluppo, altro che futuro. Ma ho trovato anche, ho recuperato grazie alle mie amiche, un passaggio del Consiglio Comunale di Udine il 30 marzo 1853, dove il podestà Luigi Sigismondo della Torre ricordava le 3 ipotesi. S'affacciò tosto il quesito se il tronco di congiunzione che deve attraversare il Friuli fosse meglio condotto per la linea bassa, più retta e più breve, che può tracciarsi da Treviso per Oderzo, Motta, Portogruaro, La Tisana e Palma dell'Isonzo, oppure per l'alta, più lunga e più torta, da Treviso per Conegliano, Pordenone, Codropo, Udine, Palma, Lisonzo, oppure infine per una media, Treviso, Oderzo, Motta, San Vito, Codroipo, Palma, Lisonzo. Bene, parlava questo podestà perché aveva già in tasca l'affare fatto con Radeschi, perché sarebbe passata per la parte alta e i giochi erano fatti, tant'è che già stavano preparando la visita a Radeschi per ringraziare di questa magnanimità nell'accogliere le loro istanze. Non fu da meno però Francesco Concini, che fece battaglia, tant'è che qui su questa targa troviamo in suo onore e ricordo: integro, franco, operoso, vie nuove, edili, ornamenti, scuole, ferrovia e telegrafo. Ne ha fatte di tutti i colori e ne ha fatte tutte buone, tanto che la città lo amò vivo e il defunto lo accoglie. Incominciamo a vedere delle differenze a livello di catasto. Il napoleonico nel 1812, Re Fosso, l'area
Viale Carducci. Vedete, a distanza di qualche decennio, questa è una rielaborazione fatta nel 1866 di un catasto austriaco, dove già vediamo le linee di sviluppo e il tracciato della città. Andiamo ancora più a fondo. Arrivano i progetti già di dettaglio, la ferrovia, il piazzale della stazione, la stazione e le varie proprietà, Bernardi Maria, la famiglia Pradella e poi c'è qualcun altro, Antoniazzi, tutti i nomi che so bene o male mastichiamo ancora oggi alla fine. Una visione importantissima, l'asse definisce la città divisa. È strano, la ferrovia unisce le città, ma le può anche dividere. Vedete gli archivolti, tutti l'asse ferroviario, la parte verso sud più bucolica, più agricola, più rurale, la parte sopra più urbana, che cresce con veemenza, con forza, con decisione, per poter portare anche in questo caso sviluppo e sempre pensando che l'area della città rende liberi. E la seconda metà dell'Ottocento è un luogo importante, è fortemente voluta anche una scuola enologica, l'economia, che non è più la ruralità, come dire, semplice, ma si studia, si evolve la chimica e Antonio Carpenè vigila sempre su quello che avviene. Ovviamente ricordo che il 2026 sono 150 anni della nascita della scuola ecologica, quella enologica, quella che noi vediamo, e poi la rielaborazione dopo i bombardamenti della scuola. Infatti nel 2024 erano i 100 anni di quell'edificio, di quella scuola, ma la scuola vera e propria, l'istituzione, era del 1878, mi pare, o giù di lì. Avanti. Tutto ruota attorno alla stazione, lo sviluppo va forte e vediamo finalmente il fronte della stazione. Io l'ho voluta fare, a parte che qui e dopo voi andrete a vedere cosa c'è qui dentro di interessante, ma questa facciata è magnifica, precisa, quotata addirittura, è in scala 1 a 100 e a 3 fori e mezzo casca la metà dell'edificio. Sembra quasi una cosa palladiana, una villa e una stazione. Forse il concetto di bellezza poteva essere richiamato anche da queste immagini. Prego. Il Novecento, prego. Avanti, perché questo diventa interessante. I coneglianesi non stanno con le mani in mano, incominciano a capire che lo sviluppo con questa stazione sta prendendo veramente forza e qualcuno incomincia a inventarsi la grandeur coneglianese. Guardate questa visione dell'attuale Viale Carducci e cosa avviene lato sinistro. Corso Giosuè Carducci con il nuovo palazzo ad uso albergo, bar, banca, borsa e banca. E di qua, sempre tra cavallo 800 e 900, già una prima, è un rendering antelitteram un po' pionieristico, ma bello, della gradinata. Refosso, Corso Vittorio Emanuele, così denominato successivamente. Oggi abbiamo ancora uno di questi pilastri, è ancora vivo, uno però di questi due. E qui ancora altre immagini urbane di quello che poteva essere l'inizio. Erano disegni, ma qualcuno scrisse: troppa roba, tanta roba, pensiamo alle cose più semplici. Queste cose, infatti, non furono fatte, come anche nella successiva. Vedremo un angolo di inizio via Cavour, poi verso la via Pescherie, corso Cavour. Vedete anche questo portico ad angolo era veramente molto raffinato e dava già l'idea di una città che si stava evolvendo, una città coraggiosa che incominciava a dare dei segni molto importanti dal punto di vista
vista dell'impostazione urbana, e qui sotto un angolo della piazza Mazzini con anche i giardini verso il nuovo ponte sul Monticano. Immaginate dove potremmo essere, però vedete l'ordine, la pulizia e anche un'architettura che incominciava a prendere corpo in quel periodo. Andiamo avanti un po' negli anni, sempre parlando di questa evoluzione. Dalla ferrovia nasce questo viale che tra il Novecento e i primi decenni del Novecento diventa uno spazio pubblico, si affolla, incomincia a diventare molto frequentato, luogo di incontri, luogo di scambio, luogo anche di saluti con delle cartoline, saluti, Nerino, eccetera, eccetera, viale della stazione. Vedete l'urbanità, la voglia di fare città, di stare insieme nella città, di parlare e non di isolarsi, ma di vivere questa atmosfera urbana molto frizzante e molto dinamica. Ma tanto dinamica che il mio vecchio collega del 1920, certo ingegner Cricco, il 10 gennaio del 1920 dice: signori miei, ma io ho il progetto, attenzione, nel 20 c'era un commissario prefettizio. Il primo consiglio comunale, la seduta la fecero il 25 ottobre del 20. Pertanto l'ingegner Cricco, forse abbandonato a se stesso, si abbandonava anche a delle progettualità strane. Dice: ma questa città è allungata, qui costruiscono sempre qui, un po' verso Treviso, un po' verso Udine, diventa una città lunga, è brutta, 3,5 km, ma come si fa una bella città a metterla così male? Perché purtroppo la stazione è sotto al colle. E allora ebbe un'intuizione: attenzione, come le passate amministrazioni dissero, qui mi sa tanto che bisogna riprendere la mulattiera che passa da Piazza Cima e che porta direttamente al castello e urbanizzare anche quella parte. Anzi, vi dirò che costa 480.000 lire e che detto lavoro può essere iniziato immediatamente, condotto a termine nel termine massimo di mesi 8. Ecco, il sindaco, ex sindaco Zambon, se vede uno così, cioè, vieni con me, ti prendo, sei velocissimo. Peccato che però l'ingegner Vico ebbe dei problemini suoi con la giustizia, per cui credo che fu fermato in qualche modo, oppure il consiglio comunale ebbe anche a frenare la sua fantasia. Io ho dato questa lettura perché era veramente deciso, abbiamo i soldi, abbiamo tutto, si va avanti. La città doveva allargarsi, non doveva allungarsi. E poi vedremo su alcune planimetrie che più avanti, con Silvia che mi aiuta, che fine farà Conegliano come forma urbis. Vediamo che anche nel Novecento, gli anni 50, il piano Scatolin conferma una vocazione produttiva di gran parte delle aree localizzate a sud del rilevato ferroviario, la parte nobile sopra, la parte industriale a sud. C'era già una sorta di zoning urbanistico. Gli anni 70, la variante Semerani, dove abbiamo linee di sviluppo importanti a sud della circonvallazione, e il piano Barbie successivo tra gli anni 70 e 80, dove si pensava a una poderosa evoluzione quantitativa, ma non c'erano indicate le aree per servizi e per le attrezzature di rango urbano. Io ho trovato nei fascicoli nostri dell'ufficio edilizia un interessantissimo rendering, anche questo pionieristico, dell'attuale condominio Europa, fatto da un certo architetto rinopolese, dove a Biro individua la sagoma del fabbricato che doveva creare ancora più un ambiente urbano, bello, alto. Per fortuna, posso dire, questo è un progetto del 63, per fortuna è rimasto un pochino più basso, perché qui andava fino a 8 piani, per cui la verticalizzazione non è materia di oggi, era materia ancora del tempo, di qualcuno che magari piaceva obnubilare anche il Colle di Giano, chissà com'è. Però questa è storia ed è allegata a una pratica edilizia. Avanti. Mi sono permesso di raffigurarvi solamente, questo è il piano del 53, per cui Conegliano ha anche una come dire, tradizione urbanistica importante.
Già nel 1933 c'era un piano, c'era un regolamento, nel 1953 però aveva già fatto delle scelte. Le zone produttive a sud, la Zoppas, l'area verso via Maggior Piovesana, ancora più a sud verso via Manin, e la parte, come dire, urbana, semi-intensiva o intensiva, veniva praticamente collocata più a nord della ferrovia. Questo è il tracciato che io, tremando per la paura che ho questa sera, l'ho messa così, che passava per il centro, però questa era un po' l'impostazione. Il centro è questo, la città continua ad allungarsi, non si allarga se non in certe direzioni, da queste parti, verso via Lourdes, però nel 1953 c'era un'importanza che veniva data all'assetto produttivo e soprattutto a pensare allo sviluppo. Uno sviluppo, prego, che, ecco, ringrazio il dottor Tesser per quello che mi aveva, come dire, prestato tempo fa. Vedete l'asse ferroviario, la Pontebana, la città più densa e la città produttiva. La Zoppas, che rimane un segno importante ancora oggi, con i suoi perimetri, con i suoi contorni, con le case dei lavoratori, con quello che rappresentava per l'area sud economia, sviluppo, famiglie che nascevano, famiglie che progredivano e che avevano in Conegliano un punto di riferimento fondamentale. Però vedete lo sviluppo, il futuro, questo è un volo del 63 mi pare, o 62-63, però vedete c'è già una strada che nasce, una traccia della circonvallazione, vedete? Anche questo è un nuovo asse, è un segno di sviluppo. Un docente universitario, Giovanni Astengo, che ho avuto la fortuna di conoscere quando studiavo a Venezia, mi disse: Giovanni, ricordati, ogni segno che fate sul territorio poi alla fine verrà riempito. È inutile dirlo, verrà riempito, non ci saranno vuoti. Ecco, vedete, questo è un segno fondamentale che ha tracciato l'ennesimo cerchio concentrico che caratterizza Conegliano, città dalle 3 C. Conegliano, città, cerniera. Avanti, vediamo un'altra veduta verso la città. Guardate, ancora qui si vede ancora meglio le case un po' più basse, più rade, qui più decise, e qui la densità edilizia che caratterizza l'area a nord della ferrovia. E questo è un segno importante, rimane ancora oggi, e mi dispiace per Cricco, ma la città continua ad allungarsi e non si allarga, anche perché poi i vincoli ci sono, le colline ci sono, il castello era lì da prima che si facessero determinate scelte. Avanti. Una veduta dall'altro lato, ecco, vediamo ancora una città che mentre si va ancora più fuori, a parte lo sviluppo, la densità qui, ma vedete, man mano che si va avanti, c'è la campagna e il confine tra città e campagna era ben definito. Futuro e contemporaneità. Bene, che bell'argomento, questo mi ha proprio fatto divertire, anzi, guarda, vi ringrazio ancora, mi avete divertito, mi avete veramente, mi sono commosso anche, dai, avanti, via. Città allungata. Allora, siamo qui verso i nostri giorni, la strada 38 verso Pieve di Soligo, la 13, l'asse ferroviario e la circonvallazione, ovvero la Pontebana nuova che se ne va per di qua. Ma Conegliano non ha dimenticato, non è solamente un fascio di strade, ci sono anche le ortogonalità, ci sono gli assi che vanno verso sud, perché la città storica deve sempre essere collegata a quella più contemporanea. E da qui vediamo un'altra informazioni densificate. L'area urbana divisa per caratteristiche, sono 4 macro aree, l'area commerciale sulla Pontebana che preme sulla viabilità, ma allo stesso tempo all'interno della città ci sono delle pressioni perché ci sono dei passaggi anche tra aree per servizi, le scuole, l'ospedale, ci sono delle configurazioni urbane che devono lavorare all'interno, ma bisogna anche collegarsi, perché la separazione tra città e sistema della Pontebana è marcato e si vede.
tanto che la provincia di Treviso, e dimentichiamo che la provincia è un ente territoriale che pianifica, nel 2010 nel piano territoriale provinciale ebbe a dire in materia di ferrovie, Conegliano, Vittorio, guardate che dovete dialogare, io so che qui c'è e indico come ente pianificatore il sistema ferroviario metropolitano di superficie con questo tratteggio viola verso Venezia. Ma tra voi, Conegliano, tu mi devi pensare un terminal intermodale principale, facendo una metropolitana leggera fino a Vittorio per poter collegare con nuove stazioni, qui siamo a San Vendinano all'inizio del Menarè, e poi un'altra fermata in zona industriale. Anche qui nel 2010 la provincia non aveva dimenticato la potenzialità dell'asse ferroviario, tanto che in occasione della elettrificazione della ferrovia Conegliano-Vittorio, il ministro Del Rio ebbe a dire: qui bisogna fare la cura del ferro. Poteva essere anche un'idea, può essere anche una posizione importante, tanto che Conegliano nel suo piano regolatore più recente, siamo negli anni 2015-16, conferma nell'area della stazione alcune aree per servizi molto importanti all'altezza della Veneta Nastri, dove ha previsto uno spazio legato a un interesse affinché l'asse ferroviario potesse continuare a essere un riferimento di sviluppo con questo ampio spazio dopo la stazione, oltre che a non dimenticare che la stazione metropolitana di Conegliano doveva essere ammodernata, perché se vi ricordate, quel sottopasso che oggi vedete non era proprio così, i marciapiedi erano più bassi, li hanno rialzati, tanto che, avanti Silvia, non dimentica la città le connessioni, il varco di Via Verdi, o il ponte di Via Verdi, il ponte verso Via Matteotti dove c'è davanti il fagiolone, prego qualcuno che non lo chiami più fagiolone, è una rotatoria, una doppia rotatoria, perché il fagiolone è saltato da cucina che bolle sempre, ma questo comunque è il varco. Non dimentichiamo l'altra connessione del varco Pittoni, il varco di Via Manin, e questo è il pedonale, a volte anche veicolare per il bus della MOM, tra la stazione delle autocorriere e il terminal della MOM che è di là. Per cui Conegliano non ha dimenticato la necessità, ma neanche le ferrovie ovviamente, che la città deve essere comunque mantenuta connessa alle altre parti, perché questo portava anche sviluppo, il collegamento è sviluppo. E nella successiva, vediamo cosa vi propongo. Ah, che bello! Un rapporto di vicinanza particolare. A Conegliano la ferrovia non fa paura, anzi diventa un elemento quasi di appoggio. Un rapporto particolare. La ferrovia con i suoi archi e la distanza ravvicinata di questo edificio condominiale con una scala chiocciola che collega il parcheggio con la ferrovia quando era aperto. Oppure questo rapporto di confidenza edilizia tra la linea ferroviaria con il suo muro e un fabbricato, penso anni 60-70, che utilizza una stuoia per creare uno spazio di ombra del proprio orto. È un rapporto confidenziale. La ferrovia è parte della città e questa intimità è data anche dal fatto di usare questo piccolo spazio per passare con la macchina. Ma non mi fa paura, siamo vicini all'asse ferroviario e c'è una convivenza pacifica tra edilizia privata e asse ferroviario, ma c'è anche un rapporto produttivo. Veneta Nastri, un'area importantissima, confermata nel piano regolatore, anche questo punto importante di riferimento che utilizza il ferro per poter caricare il proprio materiale e poterlo spedire in vari paesi. È un'area voluta così, credo che 25 anni, forse anche 30, che è utilizzata attraverso una convenzione
con Rete Ferroviaria Italiana, ma in questo caso abbiamo un utilizzo che è fondamentale per la città e che ha segnato un elemento invariante, molto importante per l'economia e che ancora oggi vale molto. Prego. Ci avviciniamo ai giorni nostri, in punta di piedi, con grande modestia e umiltà. Cosa avviene lungo l'asse ferroviario? Abbiamo opportunità e spazialità. La prima è la Corte Vespucci. Se vi ricordate l'area ex Mutton o Cromofin, che è rimasta ferma per tanti anni e che dopo è stata recuperata realizzando la via Amerigo Vespucci, un elemento importante che ha segnato forse per la prima volta un importante intervento di rigenerazione urbana per poter recuperare un'area ferma da anni, e credo che ci fosse anche un fallimento, per cui è stata recuperata con grande forza di volontà da un'impresa. Ma abbiamo anche un'area molto dinamica, l'area Colombo Shopping Center. Anche qui la via Colombo è stata veramente proprio all'atto dell'asse ferroviario, una strada importantissima, ha creato sviluppo, ha messo anche in evidenza i ponti, le gallerie, ma anche queste visuali che travalicano l'edilizia e che ti fanno intravedere questi monumenti che ben conosciamo attraverso questi varchi ideati da architetti che con passione hanno disegnato questo pezzo di città. E vedete l'effetto, la confidenza, il legare questi fili della città attraverso queste visuali è di una nobiltà unica. Unica, occorre molta sensibilità, non sono metri cubi, ma sono anche monumenti che ci portano ad apprezzare pezzi di città che altrimenti non potremmo mai vedere in una dimensione diversa. Se andiamo avanti, andiamo ancora a verificare il confronto e il dialogo dello spazio pubblico, architettura-confronto. Gli anni 90, Shopping Center fu inaugurato nel 96, correggetemi se sbaglio, di fronte c'erano gli anni 70, architettura-confronto, ma all'interno di questa architettura degli anni 90 c'è una cosa importantissima, l'utilizzo multiplo dello spazio pubblico. Conoscete, questo è il mercato dell'agricoltore che si svolge 2 volte a settimana e che su un'area privata ma ad uso pubblico, privata perché è condominiale, si sviluppano anche delle attività molto importanti che uniscono la città, la fanno vivere, ci fa incontrare invece di stare col telefonino, e incominciamo anche a utilizzare lo spazio urbano vicino alla stazione, peraltro che non dà fastidio, anche per questo tipo di attività utili per le famiglie. Andiamo avanti, e il Comune non ha dimenticato comunque quello che avviene a fianco alla ferrovia, perché nell'area ex dopolavoro siamo al di qua, abbiamo realizzato un bici park perché fosse più frequentato e potesse anche creare più ordine di fronte a una stazione che era giungla di bici abbandonate, e anche il frutto anche forse di qualche fruttarello, e d'altro canto le ferrovie non hanno dimenticato la prima stazione perché qualche anno fa hanno realizzato anche un sottopasso ammodernandolo, lasciando questo diaframma che parleremo anche più avanti cosa si potrebbe fare. In fondo, dopo il terzo binario, c'è un muro, ma potrebbe anche non esserci più. Vai avanti Silvia con la prossima. Non finisce qui perché qui si stanno sviluppando altre idee sullo shopping center, sullo shopping, non sulla parte dove c'è la banca, ma in via Colombo si sviluppano ancora idee, architetture, si demolisce, si ricostruisce, per cui lo sviluppo, l'interesse, la voglia di cambiare anche il volto di alcune parti di città ancora oggi continua nonostante tutto. Qui vedremo cosa verrà fuori. Futuro, visioni, evoluzioni e anche dei tuffi carpiati. Allora, prima di affrontare questo tema, che è un po' più bello ma è anche impegnativo, Conegliano, sei andata al sud, poco a nord perché hai le colline. San Vendemiano hanno beneficiato di questo sviluppo, Marino di Piave, Santa Lucia, Susegana, Sergio di Ferretto in parte. Conegliano, crescendo, ha fatto la sua conurbazione. Tutti questi puntini sono interventi in decenni che hanno portato all'espansione della città, tra centro e parte esterna. Tutte occupazioni, tra virgolette, che hanno creato
quella che qualcuno ha chiamato più volte la città diffusa. Ma come conseguenza cosa abbiamo avuto? Questa è un'analisi che ho fatto io personalmente sul nostro ultimo piano regolatore, i vuoti a rendere. In quel perimetro che vedete, in quella tinta un po', un po' timida, c'è la parte più consistente dell'urbanizzazione. All'interno, quei punti rossi sono tutti quanti punti di aree che sono state abbandonate, dismesse e che contano, se le sommiamo tutte quante le superfici, circa 635.000 metri quadrati, aree piccole, grandi, medie, abbandonate. Battono circa il 16% dell'intera area, per cui il vuoto a rendere è un risultato di un'esternalizzazione dell'edilizia, lasciando all'interno aree vuote. Altro che punti neri, 4-5, ci sono anche vari piccoli punti che devono essere sommati, devono essere studiati, devono essere regolati per un loro sviluppo e perché questa operazione di rammendo urbano tra varie aree possa anche portare a una città che abbia anche degli elementi molto utili. Quali sono i punti che, non posso dirvi tutto perché mi manca il tempo, avrei dovuto parlare per 3 ore tutta la notte fino a domani mattina, ma qui i punti importanti dove volevo accompagnarvi in questa passeggiata verso uno sviluppo, un progresso, un cambiamento, una trasformazione sono la ferrovia, il nuovo assetto. Parliamo di Piazza Carducci, ma parliamo di cosa deve avvenire, prego. Cosa potrebbe avvenire? Uno studio di fattibilità agli atti del Comune prevede finalmente un'idea di passante, una galleria che metta in contatto 2 grandi navigatori, Colombo da una parte e Vespucci dall'altra, passando per la stazione. Questa è una ipotesi di connessione che valorizzerebbe anche la stazione e l'intera area, pensando al lato A ma anche al lato B, nell'area dell'ex dopolavoro, perché la tua fattibilità punta anche a creare idee sulla parte a sud, tanto che le visioni dei rendering che sono stati portati all'attenzione del Comune hanno tenuto conto di un elemento fondamentale, il nuovo assetto viabilistico che dovrebbe collegare a doppio senso via Friuli fino al Cavallino, questo per rendere più fluido il traffico e far sì che ci sia meno traffico veicolare nella parte più centrale della città. Se poi andiamo ancora avanti, vediamo che anche a livello di pedonalità la nuova sistemazione con un tunnel di collegamento porterebbe una parte pedonale in superficie per poter collegare Corte Vespucci con via Calvi, ma anche una pedonalità che, sfondando il sottopasso pedonale, porta sulla parte retrostante della stazione verso un'area a parcheggio e una nuova biglietteria. Questa è un'area fortemente, come dire, interessata da idee che potrebbero portare anche delle positività a livello di servizi per i cittadini e per i viaggiatori. E se andiamo ancora avanti possiamo anche vedere, sembra dire di rendering, ma io non dico mica, come dire, cose segrete, sono agli atti, abbiamo una visione da via Pittoni verso via Vespucci, con questo tunnel che passa, solo tunnel senza fermate, e il lato opposto da Corte Vespucci verso via Pittoni, il lato opposto che dovrebbe funzionare anche agevolmente con il doppio senso di circolazione. Se poi andiamo ancora avanti e vediamo nel visuale insieme, una piazza libera dalle auto dove non ti passano di traverso e dove finalmente il volto, il prospetto magnifico, nobile della stazione, vista ancora all'inizio, prende corpo, prende coraggio e si mostra come uno scenario anche teatrale, molto bello, molto importante, imponente, solenne e sempre simmetrico, perché questo è un punto di riferimento della città. Avanti, Silvia. Ritorno solo per farvi notare quello che forse avete visto male, che la memoria ci potrebbe anche abbandonare, parcheggio sulla zona retrostante, perché vorrei che un giorno, un grande sogno, è togliere la MOM davanti alla stazione e portarla qui dietro assieme ai taxi. Perché no? Si può anche sognare, non costano tanto i sogni,
Costa di realizzare invece queste cose che vedono sempre dal lato opposto un'area pedonale, una biglietteria che finalmente per chi viene da sud la trova senza andare a intasare una stazione che pur nobile è anche piccola in certe occasioni, pensando anche alla stazione UNESCO. Se ha un senso questo fare molto importante e questa passione che avevano i nostri antenati è perché c'è un territorio che vuole questo e magari ci sono anche delle premesse per poter pensare a una stazione più accogliente, attrattiva e aggregate. Quindi una stazione da AAA, se andiamo sul rating anche economico. E andiamo avanti. Altra situazione, ex Zopas Danussi. Io l'ho chiamato l'incompiuta, perché hanno dimenticato o non potevano demolire tutto ed è rimasta una parte. Ex Zopas. Che succede? Che succede qui dentro? Anche qui proposte, idee. Io vi mostro quello che è agli atti, non certo quello che è in itinere, ma è tutto un discorso in evoluzione, proprio perché lo sviluppo stesso è in evoluzione. Se vai alla prossima, guardiamo i criteri, i criteri ordinatori. 60% di aree filtranti, 46.400 metri quadrati di nuovo borgo urbano, iscritto in un cerchio. Andiamo avanti. Un'idea, vi do delle suggestioni, qui non c'è nessun progetto esecutivo, delle suggestioni, il verde, i metri cubi, non è un bosco verticale, ma sono edifici che hanno una quota di verde importante sulle loro facciate, ma soprattutto ci sono delle nuove piazze e nuove infrastrutture utili per la città e si vedrà come andrà a finire. Lì abbiamo 10 elementi che sostengono la sostenibilità, ma è da dire che di quello che c'era prima non rimarrà più nulla. Tutto cambia, tutto si evolve, tutto si trasforma. Avanti. Pur nella sua forza progettuale non si è dimenticato però la necessità di connettere la città. Il sistema delle connessioni è fondamentale, da piazza Cima fino alla Viale Carducci, per poi andare sullo shopping center, per poi collegare con delle connessioni studiate quest'area, per cui la città pubblica è connessa, si può andare a piedi, si può lasciare una macchina, può essere una car free, per poter godere la bellezza di una città che potrebbe trasformarsi e raggiungere anche Piazza Cima, che non potrà essere relegata, come dire, su un angolo. E veniamo alla piazza, una piazza, questa è una immagine del progetto che ha vinto, una piazza da vivere con un portico fatto a ferro di cavallo, una piazza per una centralità. La piazza deve rimanere un punto importante, un riferimento con il fondo scenico della stazione. Deve poter avere questa linea connettiva verso la gradinata degli Alpini, vuoi con un portico, oppure il secondo classificato, un boulevard, che finalmente metterebbe in pratica quello che i nostri antenati volevano, un viale della stazione, ma pare che ci sia un anatema, un qualcosa che non funziona, gli alberi non crescono bene, sono rachitici, quindi quel boulevard, quel filare doppio, non si è mai fatto niente per poter creare, però con i disegni si può, e magari questa potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un incrocio di idee, per creare anche natura, sviluppo, sentirsi protetti da un portico, vai avanti, che però dovrebbe essere dimensionato così da non creare dei tagli prospettici. Altra area, questa più contemporanea, recentemente approvata, che è la ex TMC Padovan. Guardate, non siamo mica tanto distanti, saremo a 200 metri dalla Verità Nastri, siamo in via Matteotti, appena dopo la via Maggiore Piovesana, un'area che è stata oggetto di un piano urbanistico e recentemente è decollata attraverso un programma di rigenerazione urbana per poter creare anche qua una nuova visione della città, una connessione attraverso degli interventi di arredo urbano e di miglioria anche del collegamento verso il centro, che porteranno a quello che vedrete tra un secondo, grazie Silvia, e vediamo una nuova prospettiva, dove c'era una tabula rasa,
una volta bonificata ovviamente, si ergono dei fabbricati residenziali che diventano dei modelli insediativi che potrebbero caratterizzare quest'area. E dopo, ultimo, ma non ultimo, una rigenerazione umana più che urbana. Shopping center. Siamo all'interno di un processo di aree urbane, si sta facendo ogni sforzo per portare all'interno di un'area vicina alla stazione, che come avviene nelle più grandi città, l'area vicino alla stazione è un'area un po' buttata là, un po' bruttina, un po' degradata, dove c'è tutto di più. È il lato B della città, la stazione, ma qui dovrebbe diventare un lato A. E che lato A, se pensiamo sempre alla stazione di Conegliano come aperta all'area UNESCO e alle colline che coronano un territorio di immensa bellezza. Attraverso cosa? Un riarredo, questa è un'ipotesi, è una fattibilità, un arredo dello spazio a piano Pullman, tanto per essere chiari, qui c'è la stazione Autocorriere e questa è la parte coperta, ripeto, di proprietà condominiale ma servita all'uso pubblico, e attraverso un sistema di riarredo e riqualificazione anche degli elementi, dei complementi di arredo di questo spazio, arrivare a riqualificarlo attraverso anche una nuova illuminazione con degli esempi di luci a LED per una questione anche di sicurezza, ma senza dimenticare che abbiamo uno spazio oggi che è utilizzato per vari eventi, e qui anche la possibilità, riutilizzando la biglietteria ex biglietteria MOM, di avere un palco dove poter sviluppare delle manifestazioni, delle cose importanti per la città, senza dimenticare il piano sopra, dove su una mappa, tipo quelle che vediamo nei rifugi, il visitatore che ama da subito, vedendo una bella stazione, le colline di Conegliano, dice: qui dove vado? Questo è il mio paesaggio, questa è la mia città, voglio andare lì. Queste sono idee, elementi importanti che dovrebbero portare ad una città più inclusiva, a ripulire delle situazioni veramente difficili e a far sì che questa diventi anche non un'area abbandonata a se stessa o a persone, poco inclini all'urbanità, invece ad avere più occasioni per incontrarsi, non solamente durante i giorni di mercato, ma anche tutti i giorni. E se vai avanti con la slide che stiamo per terminare, io volevo, primo, non dovete ringraziare me, ma io ringrazio voi intanto. E queste mie parole dal cuore le ho scritte poche sere fa. Come i binari guidano il treno verso nuove destinazioni, così lo sviluppo segue le visioni che tracciamo insieme. La strada ferrata non è solo infrastruttura, è orizzonte, connessione e futuro. E io vi ringrazio di cuore.